Allora, stamattina siamo venuti qua dall'amico Osvaldo Fortini, amico 14, distributore. Mi tolgo un attimo la mascherina, non riesco a parlare, tanto siamo tutti vaccinati distanti, siamo abbastanza distanti. Allora, in questi giorni sapete, c'è l'inquinamento perché praticamente le automobili, i mezzi di riscaldamento, i trasporti sentivo il telegiornale stamattina che sono 50 giorni che non piove in Lombardia, ma anche qui nel Veneto non siamo messi bene in pratica, e questo ha aumentato di gran lunga l'inquinamento, e c'è divieto praticamente di circolare per tutta una serie di auto fino alla Euro 5 mi sembra. Allora qua abbiamo l'amico Osvaldo che ci spiegava che il prodotto che questo distributore utilizza, con un notevole investimento ecologico che è stato fatto, un impianto veramente rivoluzionario dove il prodotto è a meno 160 gradi, dico giusto? Esatto. Ha delle differenze sostanziali rispetto al metano diciamo che viene usato no. Fossile che viene usato. Allora, prima me l'hai spiegato molto bene, se vuoi ripeterlo Il prodotto non fossile, quello classico che passa sottoterra, che fa senz'altro è metano, funziona perfettamente, eccetera, eccetera. Ma oggigiorno c'è anche il sistema che il metano possa arrivare per via nave, che comporta una riduzione dei costi di trasporto, ma viene lavorato e tolto le particelle che inquinano abbastanza le polveri sottili. Il CO2 nel nostro metano è ridotto di molto a differenza dell'altro, e lo spazio adoperato per ogni chilo, ogni metro cubo viene invece, questo spazio qua, viene messo invece dei prodotti che alzano il potere calorifero del metano, per cui noi utilizziamo soprattutto chi vuole ecologia, che vuole risparmiare, perché mettendo prodotto che rende di più e si può risparmiare, basta guardare i consumi, no? E soprattutto la salute, che è la più importante in questo periodo, si può raggiungere anche un abbassamento molto importante anche sui consumi delle macchine e dei camion, soprattutto delle corriere che corrono nelle città. Infatti ormai ci sono già 3-4 città d'Italia che utilizzano questo tipo di metano anziché l'altro. Basta sentire il comune di Vicenza, Bologna, stanno spostandoci a prodotti in dove c'è la possibilità che inquinano meno. Finché non avremo delle vere soluzioni di risparmiare e soprattutto di inquinare meno, vorrei dire che tra i prodotti che in questo momento aiutano a ottenere questi risultati. Sarebbe importante, scusa se ti interrompo Osvaldo, che anche l'amministrazione comunale del comune di Chioggia cominciasse un attimo a valutare questa, perché comunque abbiamo le corriere che girano per il centro storico e ovviamente un conto è respirare un prodotto che è da un punto ambientale quasi neutro, e un conto invece uno inquinante. Certo. Ma addirittura noi possiamo fare una prova una settimana e dire una settimana, 15 giorni, abbiamo consumato questo prodotto e proprio come consumo sia economico e anche la verifica delle quantità di impurità che esiste, vedere se cala. E se dopo 15 giorni c'è questo risultato tangibile, concreto, senza inventare cose che costano soldi, si può applicare anche noi a Chioggia, che è una zona turistica meravigliosa, aiutarla ancora di più, di dire bene, e noi adoperiamo dei prodotti che non inquinano, e abbassare il CO2 e le polveri sottili, mettendo un prodotto che rende di più, per cui si può anche aumentare, di dire tutti quelli che hanno che adoperano questo prodotto, le diamo un bollino che può entrare tranquillamente in città. Non so, il comune vuole essere tanto bravo di dire chi ha questa
caratteristica può parcheggiare con lo sconto di una cifra. Inventare, in poche parole, vogliamo risolvere anche noi un po' dei problemi di ecologia. Cominciamo da noi stessi a dire cosa potrei fare, ma non io solo. Chi ha le macchine a metano di operare questo tipo i camion. Ci sono società che comprano adesso camion che vanno solo esclusivamente con questo tipo di metano. Che hanno anche il serbatoio attrezzato per stare su temperature più basse, giusto? Il serbatoio sono serbatoi che hanno meno 130, meno 125 per essere sia sui camion, sulle macchine basta il serbatoio normale che c'è, ma già viene depurato di quantità nocive e messo invece prodotto che non inquina e soprattutto che rende di più. Fate la prova e dopodiché capirete i vantaggi che può dare.